Sono oltre 7.000 gli studenti padovani pronti a tornare tra i banchi di scuola domani per la maturità, che torna nella sua forma tradizionale con 2 prove scritte e poi l'orale. Il 47% dei maturandi arriva dai licei, il 40% dagli istituti tecnici e il 13% da quelli professionali. Gli studenti sono emozionati e anche un po' preoccupati perché dopo 2 anni stare a scuola tutte queste ore con le incertezze fino all'altro giorno, mascherina sì, mascherina no, distanziamento, come saranno i compiti, non è facile. Credo che però la preoccupazione maggiore ce l'abbiano per quanto riguarda la seconda prova che i professori nelle commissioni stanno preparando fra ieri e oggi e quindi non sanno bene su cosa verterà la prova della seconda giornata. In queste ore ovviamente c'è il toto scommesse sulle tracce per il tema della prima prova. Pandemia e trentennale della morte dei giudici Falcone e Borsellino sono dati tra i più quotati. Notte prima degli esami segnate dalla tradizionale ansia, a cui si aggiunge la preoccupazione per il Covid, soprattutto tra i professori delle commissioni. Già 3 presidenti hanno comunicato nelle scorse ore la loro positività al virus. In molte commissioni che sono riunite ieri già mancava qualche commissario, nella mia per esempio se ne è ammalato uno ieri, quindi c'è il problema della sostituzione. Per quanto riguarda i ragazzi dipende da quando cade la positività. Se devono rifare le prove scritte e le prove orali sono già state indicate le date per le supplettive per il 6 e il 7 luglio. Se succede a metà fra gli iscritti e gli orali hanno anche la possibilità di fare l'orale da casa. Per gli studenti la mascherina, secondo l'ultima circolare del Ministero, non sarà obbligatoria.